33 gli attacchi informatici nel 2021 alle aziende del Veneto. Un virus blocca il server, viene fatta una richiesta di riscatto per restituire i dati contenuti negli archivi elettronici. Per limitare i danni bisogna fare rete, aderendo per esempio al protocollo tra aziende e polizia postale e delle comunicazioni, come ha fatto in questura a Venezia la San Benedetto di Scorzè. Oggi la capacità di tutti i sistemi amplificano le necessità da una parte, ma amplificano anche i rischi in cui possiamo incadere. Bisogna prevenire, la prevenzione è l'arma migliore, quindi capire fino a che punto possiamo esporre il fianco, fino a che punto possono danneggiarsi e capire quanto noi possiamo creare delle difese che siano solide. 76 anni e lo sguardo che continua a guardare lontano, Zoppas pensa che mettere in comune le esperienze negative può dare solo vantaggio agli imprenditori veneziani e veneti. 25 le aziende che si sono convenzionate con la polizia, un accordo che su 33 attacchi informatici registrati nel 2021 ha attivato 660 alert a fornitori, clienti, partner delle imprese iscritte. Ogni allarme della Polizia Postale ha messo subito in allerta i responsabili delle strutture informatiche aziendali. La cyber war è scoppiata da tempo. Il condividere, il fare rete in questa materia è utile per, non sconfiggere sicuramente il nemico della cyber war, ma bensì almeno alzare i livelli di sicurezza prevenendo determinati attacchi. Una firma simbolica, quella del protocollo tra polizia e Zoppas, per stimolare la sensibilità degli imprenditori veneziani e veneti, ha sottolineato il questore Masciopinto. Un'azione preventiva di protezione dei dati informatici aziendali, un patrimonio che non ha valore.